Un uomo di Aragona di 72 anni, rientrato dal nord della Lombardia nei giorni scorsi, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con febbre alta, tosse e difficoltà respiratorie. La TAC ha rilevato una polmonite interstiziale. È stato eseguito il tampone. Nel frattempo l'aragonese è stato trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Il pronto soccorso è stato subito sanificato e così anche la sala TAC. Per avermi ascoltato, e vi posso dire sul caso di oggi che è impazzato su tutti i giornali. C'è stato un signore che è stato ricoverato ad Agrigento, dove che da una TAC gli hanno diagnosticato una pleurite. Per scrupolo lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, che in questi momenti gli stanno effettuando il tampone. L'esito di questo tampone si saprà domani mattina, quindi ancora non abbiamo nessun caso accertato di Covid-19, di coronavirus. Quindi evitiamo allarmismi, cerchiamo però di non abbassare la guardia, stiamo a casa, troviamoci lavoretti, troviamoci la possibilità di fare il pane, di fare la torta, di leggersi un libro, di creare un puzzle, di fare qualsiasi cosa pur di farci passare il tempo. Evitiamo di uscire, evitiamo di andarci a fare la corsa, evitiamo di farci la passeggiata, perché non è necessaria in questo momento. In questo momento è necessario stare a casa, stare da soli e anche a casa stesso cercare di stare vicini il meno possibile. Si registra un caso sospetto, si tratta di una donna di 76 anni di Favara che risultava già ricoverata in una specifica unità operativa della struttura di Contrada Consolida. La paziente è stata sottoposta a tampone rinofaringeo, test che è stato ritenuto fondamentale dai medici dell'ospedale di Agrigento per fare chiarezza sulle condizioni cliniche della donna. Anche in questo caso sospetto, così come nei precedenti registratisi nel capoluogo quanto nel resto della provincia, sarà necessario aspettare l'esito del tampone prima di avere concretezza specifica sulla positività o meno al coronavirus. Proprio in questi minuti passa una notizia su una signora che risulterebbe positiva al Covid-19. Ancora non abbiamo nessun dato certo. Vero è che la signora risulta essere ricoverata presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Ancora non c'è stata data nessuna notizia su dove lo abbia potuto aver preso quindi il virus. È una situazione emergenziale e abbiamo fatto diversi appelli e diversi comunicati, ma credo ancora parte della comunità non abbia capito la gravità della situazione. Non mi è il mio solito essere molto drastica, ma è opportuno ricordare a tutta la comunità che veramente è necessario rimanere a casa se vogliamo sconfiggere questa battaglia. Lo so che ci troviamo tutti in situazioni assurde, siamo costretti a rimanere a casa, a dover stravolgere le nostre abitudini, ma non è momento per cui potersi lamentare.